L'assessore Razza ieri ad Agrigento ha affrontato alcune importanti tematiche. Sulla nomina del commissario all'azienda di Agrigento critica la Presidente della Commissione Sanità, La Roccaruvolo. Attacco alla burocrazia che danneggia le imprese. Invito a collaborare per la canonizzazione del cappuccino di Canicattì, padre Gioacchino Lalomia. Intervista al presidente della Lega Dilettanti Santino Lopresti sui prossimi campionati e la promozione del Casteltermini. Benvenuti su TVA Notizie. L'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza ieri ad Agrigento per l'insediamento del commissario dell'ASP Mario Zappia ha affrontato alcune importanti tematiche che riguardano anche i migranti. Arturo Cantella. In occasione ieri della presentazione del neocommissario straordinario Mario Zappia, insediatosi alla guida dell'ASP di Agrigento alla presenza dell'assessore alla sanità Ruggero Razza, che ha voluto così ufficializzare il momento, lo stesso ha parlato di tematiche di grande attualità, come ad esempio dei turisti che arrivano in Sicilia, considerata isola sicura, e dell'avvicinarsi dell'appuntamento ferragostano, molto importante per la Movida e per gli assembramenti che si vengono a creare, in particolare da parte dei giovani. Che la nostra è una terra sicura che ha scelto dei protocolli, non è un caso se sono state molto più di 300.000 gli iscritti al sito di Sicilia Sicura che hanno scaricato l'applicazione. Noi dobbiamo convivere con il virus, convivere nel senso proprio più vero del termine, vivere insieme, il che significa attuare delle regole di precauzione ma mandare avanti in maniera adeguata la propria vita. La Movida è uno dei punti più critici. E lo è per le abitudini individuali e per la mancanza di attività di controllo. Anche su questo è stata tempestiva l'ordinanza del Presidente Musumeci che dà obbligo entro la giornata di giorno 12, e cioè entro le 24 di oggi, a segnalare chi voglia realizzare delle iniziative per Ferragosto, in maniera tale che il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, cui compete l'attuazione delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possa predisporre adeguati servizi di sorveglianza e che i sindaci possano fare altrettanto nell'ambito delle rispettive competenze. L'assessore si è anche soffermato sul caso dei migranti che arrivano a Lampedusa, sul cosa fare, lanciando anche delle critiche al governo nazionale per non avere dichiarato lo stato di emergenza nell'isola. A Lampedusa intanto bisognerebbe chiedersi perché da parte dello Stato c'è una ritrosia così forte ad adottare un protocollo sanitario che metta al centro la esigenza di rispetto nei confronti dei soggetti che arrivano sulle nostre coste e dei cittadini che vivono. Siamo molto preoccupati, il Presidente Musumeci lo ha detto a ogni battuta, continua a non arrivare la proclamazione dello stato di emergenza su Lampedusa, mentre solo tra ieri e oggi sono stati altri 250 i migranti sbarcati. Davvero non si comprende la ritrosia del governo nazionale ad adottare una misura di rispetto di un territorio che è la porta di accesso all'Europa e la frontiera più bassa d'Europa. Nel 2011, quando fu proclamato lo stato di emergenza su Lampedusa dal governo nazionale di allora, la situazione era molto meno grave di quella che si vive oggi e soprattutto non c'era una fase di emergenza. Devo dire che stride la prosecuzione dello stato di emergenza fino al 15 ottobre per il coronavirus e la protervia con cui il governo nazionale continua a non volere dichiarare lo stato di emergenza su Lampedusa. E sull'arrivo del commissario all'ASP di Agrigento è stata critica Margherita La Roccaruvolo, presidente della Commissione Sanità dell'ARS. Sarebbe stato opportuno infatti nominare un direttore per dare una giusta guida alla sanità agrigentina. Ancora Arturo Cantella. All'insediamento del neocommissario straordinario dell'ASP, dottor Mario Zappia, era presente anche il presidente
della Commissione Sanità, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, che nel fare gli auguri di buon lavoro al neocommissario ha anche sottolineato dei punti critici e si aspettava una nomina di un dirigente generale, non di un ulteriore commissario straordinario, cosa che vuol dire ancora avere una fase transitoria verso un territorio lacunoso e messo male, auspicando anche un interesse maggiore verso i nostri presidi ospedalieri provinciali e sperando che la sanità da noi migliori anche in vista delle ingenti risorse finanziarie disponibili, al fine di migliorare la nostra offerta sanitaria e che i nostri conterranei non vadano a curarsi fuori dalla Sicilia, facendo in modo che i reparti della rete ospedaliera previsti possano essere completati e finalmente fatti funzionare. Io non sono favorevole ai commissariamenti, nel senso che non è ovviamente una cosa personale, ci mancherebbe pure. Mi sarei aspettata un direttore generale in maniera tale che, come diceva bene l'onorevole Mangiacavallo, quest'ASP avesse, diciamo così, entrasse già nell'ordinarietà del lavoro, no? Perché comunque lei arriva qui da commissario e quindi mi auguro che non sia anche questa una fase transitoria e ancora una volta i problemi che poi l'ASP ha, perché ce li ha con i suoi 5 presidi ovviamente e con il territorio che è molto lacunoso a livello di territorio, siamo veramente messi male. Ecco, io mi auguro che poi non ci sia da dire però era un commissario e quindi è stata una fase di, diciamo così, transitoria. Sicuramente non sarà così, sicuramente nei prossimi mesi ci sarà questo stacco peraltro di periodo estivo, che è normale, che tutto va a rallentatore, quindi la cosa che mi preme dire sui presidi ospedalieri, oggi leggevo di una interrogazione dell'onorevole Fava, e allora diciamo che poi la politica interviene a torto o a ragione, perché magari vede le situazioni dall'esterno, perché vengono rappresentate, l'assessore dice sono il controllore, non sono il controllore di nessuno, amo questa terra, sono tornata per motivi vari e diversi, ne sono innamorata follemente, mi dispiace quando vedo che questa sanità è sempre al palo. Oggi ci sono le risorse anche economiche, perché in ogni caso accanto alla rete ordinaria abbiamo questa rete Covid che consente in qualche maniera delle aperture. Io mi auguro che tutto questo venga utilizzato e canalizzato per dare una sanità efficiente, efficace al territorio e far sì che i nostri conterranei e i coprovinciali in questo caso non pensino di curarsi fuori provincia, insomma, ecco, quindi io credo che uno degli obiettivi, visto che parliamo anche di strategie economiche, deve essere quella, l'abbiamo detto più volte, di bloccare questa emorragia che è data da una passività per gente che va fuori. E questo credo che sia un obiettivo strategico in qualche maniera. A questo poi ci sono le cure di alta specialità, quindi la rete ospedaliera, e chiudo, non voglio farla lunga, poi avremo modo di confrontarci. A volte sono venuta qui in maniera un po', mi ricordo, e chiedo scusa per quella volta, forse sono venuta durante una riunione, era morta da poco la ragazza che aveva preso la malaria e ancora una volta poi viene attaccato alle sene, quindi io dico, se ci sono le possibilità non devono essere gli altri, la stampa con tutto il rispetto, a stuzzicare ma dobbiamo motu proprio agire per dare risposte. E nella rete sono stati messi una serie di reparti che devono partire, devono funzionare, così come l'altra nota dolente di quest'ASP sono tutti questi articoli 18, ex articoli 18. Io mi auguro che anche in questo comparto si faccia diciamo con serenità ordine, insomma, ecco, e dare continuità che poi diventa continuità assistenziale e di eccellenza per i pazienti. La Prefettura di Agrigento ha comunicato che è in corso l'esecuzione dei tamponi a cura dell'ASP e della Croce Rossa di tutti i migranti presenti presso l'hotspot di Lampedusa, al fine di programmare i trasferimenti dal centro di prima assistenza dell'isola. Anticipo di Ferragosto ieri pomeriggio nella zona dei Templi di Agrigento, con lunghe code soprattutto in direzione del centro. Turisti e agrigentini si sono trovati intrappolati a Porta Aurea, presidiata verso sera dalle pattuglie della polizia locale, che hanno agevolato così la circolazione.
E a proposito di Ferragosto, il lido agrigentino di San Leone, come al solito, subirà delle modifiche che riguardano la viabilità. L'ordinanza del comandante della polizia locale Francesco Di Vincenzo e del segretario generale del comune Michele Diacono entrerà in vigore dalle 9 di domani 14 agosto fino alle 6 del 15. Il divieto di circolazione riguarderà, come negli anni passati, il tratto del viale delle Dune all'altezza dello stabilimento della Polizia di Stato fino all'incrocio con la via Magellano. Un Ferragosto che deve tenere conto purtroppo dell'emergenza Covid, come ricorda il prefetto di Agrigento, che vieta assembramenti e falò sulle spiagge. Per beatificare padre Gioacchino Lalomia serve pregare ma anche collaborare per accelerare l'iter della causa di canonizzazione del frate cappuccino di Canicattì. Vediamo. L'animatore per la causa di beatificazione del venerabile padre Gioacchino Lalomia, fra Augusto Magno, che dopo l'ordinazione sarà nominato postulatore, ha rivolto un appello ai devoti del frate cappuccino canicattinese alla preghiera per accelerare l'iter della canonizzazione. Attualmente la causa di beatificazione di padre Gioacchino, dice fra Augusto, è ferma perché non ci sono eventi prodigiosi, i miracoli sottoposti al giudizio della Chiesa. Tuttavia sto raccogliendo prove e testimonianze su 5 casi che potrebbero riaccendere la speranza di vedere in tempi brevi padre Gioacchino elevato all'onore degli altari. Uno di questi è il famoso miracolo di Marsiglia, rimasto congelato negli ultimi 2 anni per insufficienza di documentazione. Nella mia ricerca, in 3 diversi casi, mi sto trovando di fronte a porte chiuse alle quali continuo a bussare. Queste porte sono chiuse non per la mancanza di documenti, di testimoni eccetera, ma solo per la volontà di coloro che sto contattando di non aprirmi. Ecco perché vengo a voi per chiedervi di pregare insieme a me una novena alla Santissima Trinità, perché questi cuori si lasciano raggiungere, vogliano rendersi docili e possano collaborare per il bene maggiore della beatificazione e canonizzazione di padre Gioacchino. Padre Gioacchino Lalomia, il frate cappuccino morto in odore di santità, è sicuramente il più ricordato e popolare, malgrado i numerosi anni trascorsi alla sua morte, avvenuta il 30 luglio del 1905. Tanti devoti continuano ad avere non solo a Canicattì, nella sua città natale, nei paesi del circondario, ma anche in tanti paesi fuori della stessa Sicilia, dove è molto conosciuto e venerato. E per padre Gioacchino il convento della Madonna della Rocca di Canicattì è continuamente meta di numerosi pellegrini provenienti da ogni parte che rendono omaggio alla sua tomba, costituita da un artistico sarcofago marmoreo. Si recano per visitare la stanza dove è vissuto e dove si conservano i suoi ricordi personali, gelosamente custoditi dai suoi confratelli cappuccini. La burocrazia ha voltato le spalle alle imprese, bloccati aiuti, pratiche e pagamenti. L'intervento dell'Ance Sicilia. Arturo Cantella. L'Ance Sicilia e il Collegio regionale dei costruttori edili siciliani chiede ai governi nazionale e regionale di intervenire con più rigide regole organizzative per ripristinare la piena funzionalità della pubblica amministrazione presente in Sicilia nel suo complesso. L'Associazione regionale costruttori edili siciliani spiega che è diventato impossibile avere rapporti con gli uffici pubblici delle amministrazioni statali e regionali, poiché i funzionari o sono in ferie o sono in smart working e non rispondono ai cellulari di ufficio anche per diverse ore al giorno. Mancano norme organizzative e orari di disponibilità certi. Migliaia di imprese attendono gli aiuti promessi dallo Stato e dalla Regione e devono presentare e integrare pratiche rimaste ferme durante il lockdown o che hanno bisogno anche di sbloccare pagamenti attesi anche da anni. Si imbattono in porte chiuse. I centralinisti, per assurdo, provano a mettersi a disposizione, avvisano il funzionario di casa di rispondere e comunicano all'impresa: ora lo può chiamare, in caso contrario invitano a prendere un appuntamento. Di fronte a ciò ci si indigna molto di più che per i deputati che percepiscono il bonus autonomi. La burocrazia dunque, secondo la denuncia dell'Ance Sicilia, volta le spalle alle imprese proprio nel momento cruciale in cui le attività restano aperte ad agosto, sperando di recuperare almeno una parte del fatturato eroso dalla pandemia. Concetti ripresi anche dal presidente della sezione ANCE di Agrigento, Carmelo Salamone, durante uno speciale realizzato dalla nostra emittente sul decreto semplificazione. Per aprire un bar, Certo.
servono 72 autorizzazioni. Per un'auto-officina ne giusto parlare servono di queste 86. Per realizzare un'opera privata bisogna chiedere autorizzazione alla Regione, all'ASL, al Comune, ai Vigili del Fuoco, alla Forestale, al Genio Civile ed eventualmente la Soprintendenza. È una cosa che a noi ci colpisce da vicino. Se dopo qualche periodo di tempo, 6 mesi, un anno, uno di questi enti dice che c'è qualcosa che non va, si deve ricominciare da capo. Quindi faccio un altro esempio: gli enti per il controllo sull'ambiente in Italia sono 4 ministeri, 20 regioni, 110 province, 8.000 comuni, camere di commercio, ASL, ASPRA, ARPA, ma la verità lo sa qual è? Che la terra dei fuochi è ancora là. Allora io dico, semplificazione va fatta, ma va fatta in maniera seria. È inutile che vogliamo prenderci per i fondelli, perché qua la mattina ognuno di noi si alza e va a lavorare. Per cui o mettiamo, diciamo, per esempio nelle pubbliche amministrazioni, persone, prendendole dai concorsi pubblici, eccetera, eccetera, che siano tecnicamente preparati. Perché qui ho 2 esponenti che mi pregio di poterli annoverare forse tra le persone che più sono operativi sul loro cambio di appartenenza, ma nelle altre e in tantissime altre amministrazioni c'è gente impreparata. Non è possibile che a fine anno queste persone vanno pure, come voglio dire, premiate. Il premio va fatto secondo gli obiettivi raggiunti, che non sono le ore di presenza in ufficio, ma sono gli obiettivi raggiunti. Quando deve aspettare un'impresa per avere un permesso, quando deve aspettare un privato per avere una SCIA o qualsiasi altra autorizzazione. Questa è la verità, questa è. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha disposto l'esenzione della Tari per le attività chiuse a causa della pandemia. La mia amministrazione, dice il sindaco di Palma di Montechiaro, farà di tutto per sostenere gli esercenti e le famiglie, sperando che questo momento possa essere superato. Ieri a Lido Agrigentino di San Leone sono intervenuti gli artificieri specializzati della Marina Militare per verificare la presenza di un ordigno bellico. Dalle verifiche è emerso che non si tratta di un ordigno bellico, ma di un manufatto metallico confuso per una bomba. L'area interessata era stata interdetta dalla prefettura di Agrigento nei giorni scorsi alla notizia del ritrovamento. Le novità dal fronte politico che riguardano il coronavirus e i nuovi casi, purtroppo. Lello Cassesa. Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia ed il governo presieduto da Giuseppe Conte ha già adottato altro nuovo provvedimento. Ho firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare antigenico da effettuarsi con tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, a cui si aggiunge anche la Colombia, per cui è previsto il divieto di ingresso e di transito. Lo annuncia il ministro della Salute Speranza sui social. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrificio di tutti. E intanto una riunione straordinaria tra governo e regione è stata convocata da Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali, per affrontare il tema delle discoteche all'aperto, che tanta preoccupazione sta suscitando. La direzione di marcia è quella di individuare delle restrizioni per contrastare il fenomeno degli assembramenti dovuti alla Movide in questo periodo estivo, in particolare nei confronti dei locali all'aperto dove non vengono rispettate le misure sul distanziamento. Discoteche e stabilimenti balneari sono al centro dell'attenzione del governo ed insieme ai governatori della regione abbiamo parlato della necessità di prendere ulteriori provvedimenti, come ad esempio garantire almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo, conteggio degli ingressi obbligatori e mantenimento di un registro delle presenze per almeno 14 giorni.
Le prime grane arriveranno con il Ferragosto, fra alcune ore, dopo che il presidente della regione avrebbe chiesto l'applicazione del tampone anche ai turisti di ritorno e ai siciliani che rientrano dalle vacanze dopo il focolaio scoppiato in Sicilia con gli 11 siciliani tornati da Malta che hanno contratto il virus. A questi si aggiunge il caso di un giovane di Porto Empedocle in vacanza a Malta assieme ad altri 5 coetanei rientrati. Si tratta del terzo contagio, oltre a quello registrato ad Agrigento e l'altro a Santa Elisabetta nel giro di 24 ore. I ragazzi sono tornati domenica e sono messi in quarantena assieme alle loro famiglie, ha spiegato il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina. Il governatore Musumeci infatti ha emesso la nuova ordinanza che prevede che i siciliani che dal 14 agosto rientrano nell'isola, provenienti da Grecia, Malta e Spagna, debbono registrarsi sul sito siciliacoronavirus.it e rimanere in quarantena domiciliare per 2 settimane prima di sottoporsi a tamponi. I non residenti che provengono dagli stessi paesi dovranno registrarsi sul sito siciliasicura.com e utilizzare la web app collegata per mettersi in contatto con il servizio sanitario regionale. Resta obbligatorio l'uso della mascherina in luoghi pubblici e privati anche all'aperto, quanto non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. C'è un video che riguarda Viviana Parisi al Vaglio degli Inquirenti. Vediamo. Qualche elemento utile a risolvere il caso di Viviana Parisi e del figlioletto di 4 anni potrebbe arrivare da un video girato dalle telecamere di videosorveglianza private a Sant'Agata Militello. Nelle immagini al Vaglio degli Inquirenti vi sarebbe ripresa l'Opel Corsa della DJ 43enne di Venetico, trovata morta sabato scorso nei boschi di Caronia. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia, che fa sapere che il filmato attesterebbe la presenza della donna in quei 22 minuti nel comune tirrenico. Sul contenuto del filmato non trapelano alcuni particolari. Per l'investigatore il video conterrebbe interessanti dettagli del passaggio delle utilitarie a Sant'Agata di Militello, dove la donna è uscita dallo svincolo autostradale senza pagare il biglietto per poi rientrarvi dopo circa 20 minuti. In quel momento, secondo quanto si apprende, il piccolo Gioele era in auto con la madre. A confermare la notizia all'ANSA il procuratore di Patti Angelo Cavallo, che ha dichiarato: «Abbiamo acquisito un video a Sant'Agata di Militello in cui si vedono la mamma e il bambino. È un punto importante per il proseguo delle indagini. Il viaggio di Viviana è poi proseguito verso Palermo, fermandosi all'altezza di Caronia, dove sarebbe rimasta coinvolta in un banale incidente stradale. A questo punto la 43enne ha lasciato l'auto e si è allontanata nei boschi del comune nebroideo. Non si sa ancora se da sola o con il figlioletto Gioele. Le ricerche del bambino proseguono senza sosta nell'area limitrofa al ritrovamento del cadavere. Vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, polizia e finanza continuano a perlustrare le campagne di Caronia e la zona di Sant'Agata di Militello. Dopo l'appello del procuratore, che ha invitato chi ha visto la donna prima della sua scomparsa a raccontare agli inquirenti dettagli che potrebbero essere utili alle indagini, arriva anche il messaggio dell'avvocato Pietro Venuti, legale del marito della donna, Daniele Mondello. Il professionista invita chiunque abbia visto qualcosa subito dopo l'incidente o nei momenti precedenti o abbia notato Viviana sola o con il bambino a farsi vivo con gli inquirenti per raccontare cosa ha visto. Secondo quanto è emerso dopo l'autopsia, ha dichiarato Venuti all'ANSA, e visto che le ricerche proseguono a Caronia e Sant'Agata Militello negli stessi punti degli altri giorni, riteniamo che l'ipotesi che si sta proseguendo sia quella del suicidio di Viviana. Tra l'altro le fratture e l'ecchimosi sono compatibili con una caduta dall'alto, ad esempio dal pilone vicino al quale è stata ritrovata. Sono solo mie ipotesi, conclude il legale. Saranno gli inquirenti a fare chiarezza nei prossimi giorni. Droga nel terrazzo scoperta dalla Guardia di Finanza a Salina. Aveva trasformato il terrazzo di casa in una serra indoor contenente piantine di marijuana. A individuare l'attività illecita avviata nelle Isole Olie sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Messina. Durante alcuni controlli antidroga, le Fiamme Gialle hanno individuato in un'abitazione del comune di Salina la serra artigianale per la coltivazione di marijuana. Durante un'attività di perlustrazione, l'attenzione dei militari della tenenza di Lipari è stata attirata dalle numerose piante presenti su un terrazzo, la particolare conformazione delle foglie
e l'acre odore emanato hanno fatto presumere che si potesse trattare proprio di marijuana. I finanzieri hanno deciso di approfondire la vicenda facendo l'ingresso nell'immobile abitato da un cittadino residente sull'isola. Durante le ricerche sono state scoperte ben 11 piantine di canapa, tutte provviste del principio attivo della marijuana. Non solo, nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti altri 10 grammi di sostanza stupefacente già essiccata, 86 grammi di foglie di marijuana e 2 confezioni contenenti 10 semi di canapa ancora da interrare. Infine è stata trovata una vera e propria serra artigianale composta dall'apposita tenda denominata Grow Box, dotata di una lampada alogena e un estrattore d'aria per mantenere costante il livello di umidità e il riscaldamento delle piante. Per quanto ricostruito dagli investigatori, per favorire lo sviluppo delle piante, i vasi venivano spostati nelle ore notturne all'interno dell'abitazione ed esposti durante il giorno alla luce del sole. La sostanza stupefacente e tutto il materiale utilizzato per la coltivazione sono stati posti sotto sequestro e il soggetto denunciato alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente. L'attività eseguita si incardina nell'ambito dell'intensificazione dei servizi svolti al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti sull'arcipelago eoliano, disposti e coordinati dal Comando Provinciale di Messina per fronteggiare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, in particolare nel periodo estivo. Abusivismo edilizio a Licata, altri 3 casi scoperti dalla polizia locale. Abusivismo edilizio accertato in 3 immobili costruiti a Licata, lavori realizzati completamente o in parte senza autorizzazione edilizia, perciò il Dipartimento Urbanistica del Comune di Licata ne ha ordinato la demolizione. Si tratta di 3 costruzioni realizzate in diverse zone dell'abitato o in aree di campagna. A rilevare gli abusi sono stati gli agenti della sezione edilizia della Polizia Municipale coordinati dalla dirigente Giovanna Incorvaia, che hanno trasmesso gli incartamenti al Dipartimento Urbanistica. I tecnici, rilevato che non può essere concessa una licenza edilizia in sanatoria, hanno ordinato le demolizioni. Ai proprietari degli immobili, così come previsto dalla legge, sono stati concessi 90 giorni di tempo per abbattere i rispettivi edifici o parte di essi. In caso di inottemperanza, gli stabili in questione verrebbero acquisiti al patrimonio del Comune. Sembrava che il blocco delle attività edilizie durante il periodo di emergenza sanitaria avesse messo un freno all'abusivismo edilizio. Nei mesi del lockdown, infatti, secondo quanto reso noto dal Comune con il report pubblicato sull'albo pretorio telematico dell'ente, non c'è stato alcun nuovo caso di abusivismo edilizio. Invece già nel mese di giugno gli agenti sono intervenuti in contrada Colonne per sequestrare un terreno sul quale, secondo l'accusa, erano in corso lavori di edilizia abusivi. I vigili urbani, in collaborazione con i carabinieri della compagnia cittadina, hanno fermato i lavori ed eseguito il sequestro. Secondo quanto reso noto alla polizia locale, il terreno sul quale erano in corso i lavori si trova a meno di 150 metri dal mare, dunque in un'area in cui il divieto di edificare è assoluto. L'ultimo report con la segnalazione era stato quello relativo al mese di febbraio. La Polizia Municipale aveva individuato 2 casi di edilizia selvaggia, in particolare uno riguardava un immobile in via Malaga, oggetto di interventi edilizi di vario tipo, mentre l'altro un ampio edificio ad un piano in contrada Carrubella, realizzato in una fascia entro i 150 metri dal mare, in area di divieto assoluto di edificabilità. A gennaio erano state 5 le persone segnalate ai magistrati della Procura della Repubblica di Agrigento per l'ipotesi di reato di violazione della legge sull'edilizia. Secondo l'accusa avrebbero edificato degli immobili abusivamente o comunque in difformità rispetto alla concessione edilizia ottenuta dal Comune. E dopo l'alluvione nel Messinese, lo stato di calamità annunciato dal Presidente della Regione. Il governo regionale, così come era nelle previsioni, ha deciso di deliberare lo stato di calamità per i danni causati nei giorni scorsi dall'alluvione nel Messinese e contestualmente avanzerà al governo nazionale la richiesta dello stato di emergenza. Lo ha comunicato il presidente della regione Nello Musumeci aprendo il vertice organizzato ieri a Palazzo d'Orleano a Palermo con i sindaci dei 5 comuni del Messinese maggiormente colpiti dal nubifragio di sabato scorso: Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme e Vigliatore
Rodin Milici e Castroreale. Alla riunione erano presenti i responsabili della Protezione Civile regionale, dell'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, dell'Autorità di bacino, del Dipartimento regionale dell'ambiente, del Genio Civile di Messina, Vigili del Fuoco, oltre al viceprefetto della città dello Stretto, Natalia Ruggeri, e alcuni deputati della provincia peloritana. Il messinese, ha sottolineato il governatore siciliano nel suo intervento, è un territorio fortemente danneggiato a causa anche dell'abusivismo selvaggio e della mancata manutenzione. Il mio governo, consapevole di questo, ha destinato alla provincia di Messina il 60% delle risorse della struttura contro il dissesto idrogeologico. Non è la prima volta, continua il governatore siciliano, che si contano i danni in quelle realtà e non sarà l'ultima se non lavoreremo fin da subito per eliminare alcune cause legate anche alla mancata pianificazione del territorio e a una disordinata crescita urbanistica. Per coordinare gli interventi, il Presidente della Regione ha disposto la creazione di un tavolo operativo tecnico che sarà intanto diretto dal capo del Genio Civile di Messina e composto dai rappresentanti degli enti regionali preposti alla materia e dei comuni. Musumeci ha dato inoltre incarico, sempre al Genio Civile peloritano, di redigere i progetti di sistemazione che riguardano i torrenti Longano, Patrì e Mazzarà per la parte non compresa nel cantiere già in corso. Dal vertice è emerso anche che da una prima disamina servirà circa un centinaio di milioni di euro per gli interventi da realizzare. Contestualmente alla richiesta dello stato di emergenza a Roma, aggiunge il governatore siciliano, applicheremo per la prima volta l'articolo 3 della legge regionale 13 di quest'anno, che prevede l'autonoma nomina di un commissario per lo stato di crisi e di emergenza regionale. Per le risorse necessarie occorre una riprogrammazione dei fondi comunitari che avvieremo con la massima urgenza, ricorrendo se necessario a un apposito intervento parlamentare. E adesso la pausa per la pubblicità. Torniamo tra poco. Il presidente del movimento Mani Libere di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, punta il dito sulla raccolta differenziata in via Atenea, che non tiene conto del decoro. Cosa si offre agli occhi dei turisti si può vedere dalle foto dello stesso Di Rosa diffuse questa mattina, il tutto fino alle 10:30. Bene, siamo arrivati alla pagina sportiva. Ok del governo al protocollo per i campionati di calcio dilettanti e giovanile, un segnale per la nuova stagione. Arturo Cantella ha intervistato Santino Lopresti, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Ok del governo al protocollo per i campionati di calcio dilettantistico e giovanile. Il documento predisposto dalla FIGC segue di pochi giorni le aperture alle attività contenute nell'ultimo DPCM. Un altro passo fondamentale per la ripresa delle nostre attività è stato compiuto, così ha commentato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia. Le nostre richieste e le nostre indicazioni hanno trovato conferma nel protocollo federale con l'approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Oggi è stato raggiunto un grande obiettivo verso la partenza definitiva della nuova stagione per giovani e dilettanti. In merito abbiamo sentito l'ingegnere Santino Lopresti, presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia. In Sicilia noi dobbiamo intanto ringraziare il presidente Musumeci, l'assessore al turismo Messina e l'assessore Razza, perché già con uno degli ultimi provvedimenti veramente delle ordinanze, quella del 13 giugno, il presidente della regione aveva aperto gli spot di contatto, come voi sapete, e successivamente il 18 di giugno l'assessore regionale al turismo, d'intesa con l'assessore regionale alla sanità, avevano emesso e dettato delle regole per poter, esercitare il gioco di contatto, tra cui indicano anche quello del calcio, chiaramente, con la presenza negli spazi. Bene, ora tutto quindi c'è già, la Sicilia è già avanti rispetto a quello che è avvenuto poi successivamente. Poi il DPCM di giorno 7, l'ultimo del Presidente del Consiglio, stabilisce che dal 1 settembre possa esserci il pubblico, tant'è che noi abbiamo fatto slittare il campionato, le coppe ad esempio di eccellenza e promozione, anziché farle partire il 30 di agosto, le abbiamo spostato di una settimana per mettere tutte le società in queste condizioni, in modo che dal giorno 6 si può giocare con la presenza di pubblico, ma che già dicevo noi in Sicilia l'avevamo già
Ieri è uscito il protocollo, questo protocollo che come dire, nella lettura che può apparire complesso non è assolutamente complesso, perché poi riporta e si ricalca a quelle che erano già le regole, 10 regole diciamo fondamentali su quelle 5 del calcio che bisogna rispettare in ognuno degli stati dove si vuole giocare. Quindi siamo contenti perché finalmente così facendo, ecco, ora siamo nella condizione veramente di riprendere questo sport, fermo restando che dobbiamo sempre avere una cautela, perché vediamo quello che ogni giorno ci sono di contatti, quindi usare la mascherina, mantenere le distanza, utilizzarci, cioè fare queste regole, facciamole diventare, come dire, regole di normalità e non di anormalità, cioè non solo di emergenza. E quindi vediamo, io mi auguro che quando riparte così come deve ripartire il calcio dilettantistico, vuol dire che un'altra pedina in più è stata aggiunta, diciamo, alla normalità di questa nazione nella ripresa dopo il Covid. Le società post-Covid, qual è il quadro, diciamo, sono andate via? No, abbiamo avuto un organico completo, quindi siamo soddisfatti dei numeri, ci sono state alcune incomprensioni perché alcune società non hanno compreso che il termine perentorio quest'anno è arrivato prima rispetto agli altri anni, quindi, però devo dire c'è una voglia invece di ripartire. Poi i bonus che sono arrivati sono stati, diciamo, accettati dalle società, so che sono arrivati dei bonus da parte del Ministero. Sono arrivati dal Ministero, intanto sono arrivati i bonus nostri, quelli della Federazione, della Lega Nazionale Dilettanti, del Comitato Regionale che ha messo a disposizione delle risorse, della Regione che ha dato, diciamo, ha mantenuto fermi i contributi della legge 8, quindi devo dire insieme di cose che hanno favorito e che quindi ci poteva la rateizzazione dell'iscrizione, ecco, questo ha favorito, diciamo, anche il numero di società che sono, diciamo, per noi c'è un organico completo e anzi siamo in overbooking in alcuni di questi. Grande soddisfazione per gli sportivi di Casteltermini per la storica promozione in eccellenza. Vediamo. Con il Casteltermini di Pescato saranno 5 le società agrigentine che parteciperanno al prossimo campionato regionale di eccellenza Sicilia Girone A, che prenderà il via domenica 20 settembre. Oltre alla matricola Casteltermini ci sono la neopromossa Unitas Sciacca e le veterane Agragas, Canicattì e Pro Favara. Il turno di Coppa Italia si giocherà il 6 settembre per l'andata e il 13 per la gara di ritorno e sarà subito derby. Il Canicattì dovrà affrontare in prima battuta il Pro Favara, l'Agragas si scontrerà con il Casteltermini, mentre Sciacca avrà di fronte la Folgore. L'ammissione al campionato di eccellenza per il Casteltermini è una bella novità che è stata accolta molto favorevolmente dalla società e dai tifosi. Un doveroso ringraziamento, scrive in una nota il presidente del Sodalizio Sportivo Granata, Salvino Sanvito, va ai ragazzi che hanno onorato la maglia, hanno avuto l'onore e l'onere di rappresentare il Casteltermini e l'hanno fatto nel migliore dei modi. Sempre con il sorriso, ma sempre con il massimo impegno, restando se stessi, anche se l'attenzione su di loro era degna di palcoscenici ben più rilevanti della promozione. Hanno saputo conquistarsi la fiducia e l'amore di tutti i tifosi castelterminesi, aggiunge il presidente Sanvito, per l'impegno profuso, e avranno il ricordo e l'onore di essere stati protagonisti di questa storica promozione nel campionato di eccellenza. Merito e riconoscenza vanno anche al tecnico Pino Labianca, riconfermato, al preparatore atletico Gaetano Buono e al preparatore dei portieri Calogero Avignone, grandi persone che hanno saputo gestirli e forgiarli come ragazzi e come giocatori. Mister Labianca, conclude il presidente Sanvito, è riuscito a creare, attraverso un progetto di gioco e un corretto approccio allo sport, un gruppo coeso di ragazzi tutti concentrati a fare il meglio per la squadra. Ed è tutto anche per oggi, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.